Buonasera a tutti, ben ritrovati allo speciale Boccia appunto, in compagnia con me come tutti i giovedì Giorgio Mancellari, giornalista addetto stampa FIB Lombardia. Ciao Giorgio, buonasera. Ciao Alex, buonasera a te, al team Aveli e ai nostri ascoltatori. Allora Giorgio, questo giovedì ci spostiamo in un'altra nazione, siamo più o meno nella zona dell'Emilia Romagna, un po' più in su. Presentaci l'ospite di questa serata, Giorgio. Eh sì, se fosse una corsia di bocce, San Marino sarebbe insomma salita e discesa, diciamo così, no? Come erano una volta i campi all'aperto. Ma è la terra di tanti campioni, fra questi campioni a San Marino c'è anche Jacopo Frisoni, il nostro ospite, 26enne. Benvenuto Jacopo. Grazie Alex, grazie Giorgio e grazie a Velia per questa opportunità. Jacopo, io non posso fare a meno di incominciare dall'ottobre 2010 perché avevo avuto la fortuna insomma di vedere te e Enrico Dall'Olmo esordire di fatto quando avevate 13-14 anni con la maglia di San Marino ai campionati europei giovanili in quel di Voghera. Però già si intravedeva da un lato sicuramente la vostra grandissima passione e l'attaccamento proprio allo sport delle bocce e dall'altro si intravedevano anche delle potenzialità. Come fu quell'esperienza e da allora quanto è cambiato, Jacopo? L'esperienza di Voghera fu una cosa veramente fantastica perché per noi ragazzini, insomma, piccolini di San Marino, portati a questo europeo under 18 è stata una cosa nuova e l'organizzazione, ricordo di Voghera, è stata veramente ottima, fra cui ricordo fra l'altro una cosa che ultimamente un po' si è persa nelle manifestazioni internazionali, fine della azione, tutto una cena, mi ricordo fantastica con la musica, ballato, veramente un'esperienza indimenticabile. Mentre invece per quanto riguardo, certo è cambiato tanto, è cambiato che diciamo quella è stata la prima diciamo esperienza internazionale. Da allora ci abbiamo un po' preso gusto, abbiamo detto però sai che è veramente bello uscire da San Marino e allora proviamo a impegnarci per davvero a portare a casa qualcosina. Insomma, facendo rotolare bocce su bocce sfruttando le vostre potenzialità, adesso sono partito dall'ottobre 2010, arrivo invece all'agosto, se non ricordo male, 2022, con una altra grandissima esperienza che avete vissuto questa volta negli Stati Uniti, dove siete andati vicinissimi ad un'affermazione davvero, come uso un aggettivo che uso ogni tanto, fantasmagorica, insomma. Raccontaci com'è andata. Sì, c'è un invito da parte di Palazzo di Bocce e dalla famiglia Battaglia, che è l'organizzatrice del torneo, e siamo stati veramente felici di poter partecipare. E abbiamo avuto fortuna di partire subito bene nel torneo e ci siamo arrivati fino alla finale contro l'Italia, di cui ricordiamo Nanni e Benedetti, i giocatori. È stato veramente un bel incontro, veramente ci siamo divertiti, nonostante la posta in palio fosse alta, nonostante il gioco comunque siamo riusciti a darlo abbastanza alto sia noi che i ragazzi italiani, però siamo usciti dal campo tutti quanti e ci siamo proprio divertiti, quella è la bella. No, è stato davvero un grandissimo spettacolo, avete reso un magnifico servizio allo sport delle bocce con quelle finali, sia appunto quella a coppie che con l'individuale. Senti, non possiamo fare a meno neanche di parlare insomma di Frisoni e del suo fratello, tra virgolette gemello, calcisticamente parlando, che è Enrico Sì. Dall'Olmo. Insomma, siete veramente cresciuti assieme e se mi permetti questa contaminazione, se i gemelli di Roma, Romolo e Remo, sono stati allattati da una lupa, negli ultimi anni voi siete stati allattati, allenati in questo caso, da Marco Cesini, che mi sembra vi abbia aiutato a fare dei grandi progressi.
Assolutamente, la figura di Marco come allenatore è fondamentale perché ci permette di fare quel passettino in più, o chiamiamolo anche lungo, non solo passettino veramente lungo, che noi prima non potevamo fare, perché comunque lui è un giocatore sotto le bocce a livelli altissimi, ma non solo, lui fra quelli diciamo che ha vissuto le bocce a livelli è anche considerato quello che diciamo ha adoperato di più la tattica, perché magari possiamo ricordare altri giocatori per un braccio fenomenale, ma quando si parla di Cesini si parla di un bravissimo giocatore che è arrivato a livelli altissimi grazie anche a una tattica perfetta. Lui difficilmente lo vedevi sbagliare la giocata, e quello è quello che stiamo cercando di imparare. Nino, non è facile, qualche volta ancora ma arrabbiare con noi per qualche diciamo giocata sbagliata che facciamo ogni tanto, però stiamo cercando di imparare. Senti, allora da San Marino, no, all'Italia il passo è breve naturalmente, perché insomma basta fare quasi, direi poche centinaia di metri, pochi chilometri e siamo in Italia. Ma sotto il profilo boccistico, quanta differenza ancora c'è? Come vi sentite? Io dico vi sentite perché davvero vi considero un po' gemelli, no? Boccisticamente. Come ti senti? Come vi sentite a paragone, diciamo, dei top player italiani? Allora, no, sicuramente manca ancora qualcosa per arrivare al livello dei top player italiani, questo ne siamo ben consapevoli. Siamo anche ben consapevoli che stiamo lavorando e stiamo lavorando abbastanza bene per cercare difficoltà, e quindi insomma noi sappiamo che comunque ci sono nazionali molto forti e sappiamo anche che in genere l'Italia parte sempre con un pochettino di taglio rispetto alla nostra. Però ho detto prima, con panchina che comunque ci dà una buona solidità sul fatto della tattica, sul fatto che comunque quando giochiamo in coppia, ma anche allo stesso tempo quando si gioca individuale, però dai uno sguardo alla panchina e ti senti rassicurato, perché comunque hai tutte persone che vedi giorno te, con cui ti alleni settimanalmente, e quindi questo ti dà una marcia in più per poi affrontare questi giocatori che, sì è vero, sulla carta sono molto più forti ancora, però noi lo stiamo lavorando per arrivare lì, e qualche volta ci siamo quasi riusciti, insomma. Beh, insomma, poi dopo l'esperienza statunitense vi temono ancora un pochettino di più, assolutamente. Voglio, prima di passare il microfono molto volentieri ad Alex, voglio ricordare, scusami se lo faccio, ma lo faccio in positivo, una tua sconfitta, quella contro Mattia Visconti a Crema, perché davvero colgo l'occasione per dirti che tu hai comunque giocato una grandissima partita e proprio nell'ultima tornata una tua raffata è passata neanche a 1 millimetro dalla boccia avversaria, e se tu l'avessi toccata la partita sarebbe andata diversamente. Al di là di queste quisquiglie, davvero anche lì giocaste un grande incontro, quindi ti faccio i miei complimenti e scusami, non volevo, come dire, ricordare questa cosa nel senso negativo per mettere il coltello tra le piaghe, ma proprio per dirti che anche in quell'occasione tu ti presentasti in modo assolutamente più che dignitoso a livello europeo. Grazie Giorgio, ti ringrazio perché comunque noi cerchiamo di prepararci al meglio, poi alle volte è vero non si riesce a ben figurare, però hai detto te ci riesce, allora è anche bello. Grazie mille Giorgio per averlo ricordato. Bene, Alex, a te il test. Grazie Giorgio. Beh, con Jacopo insomma diciamo che non ho ancora avuto la fortuna di vederlo giocare dal vivo. Ho guardato su qualche diretta e quindi diciamo che di persona non ho ancora visto giocare. Sicuramente una bella impressione me l'ha fatta. E allora Jacopo, volevo chiederti intanto se eri prefissato gli obiettivi per questa stagione e se li hai rispettati e quali saranno i tuoi prossimi obiettivi.
Allora, sicuramente quest'anno abbiamo avuto delle importanti manifestazioni, quali i Giochi del Mediterraneo, e abbiamo avuto appunto il torneo internazionale in America, in cui siamo riusciti a rispettare gli obiettivi che si erano prefissati. Con un po' di amaro in bocca in tutte e due perché sia in coppia con l'Italia ai Giochi del Mediterraneo in Algeria, sia diciamo in squadra, chiamiamola squadra perché diciamo sia individuale che coppia, e in America siamo veramente arrivati a un passo dal gradino più alto, però gli obiettivi sono stati, quelli lì sono stati veramente, veramente buoni, siamo arrivati a quello che ci eravamo prefissati. Poi dopo invece a novembre, i primi di novembre, avremo il mondiale in Turchia e anche lì sarà un'altra bella battaglia e ci stiamo preparando anche per quell'occasione lì. Bene, e quindi insomma in bocca al lupo per questo mondiale che si svolgerà in Turchia. Sicuramente insomma avremo modo di fare anche un po' di tifo per te e anche magari il tuo socio, che sicuramente Enrico Dall'Olmo sarà anche lui in quella situazione. E l'altra curiosità che ti voglio chiedere, Jacopo, è una riflessione sull'argomento giovani. Come faresti tu ad avvicinare i giovani a questo mondo? Domanda veramente interessante perché comunque io e Stella Pauletti, la ragazza di San Marino, sempre in nazionale, abbiamo cercato di avviare un percorso come scuola San Marino e con qualche piccolo risultato siamo abbastanza insomma, felici. Però è una domanda veramente difficile. Secondo me la cosa principale è cercare di rendere insomma, le bocciofile un po' più aperte verso chi viene da fuori, perché spesse volte noi non accorgiamo neanche, però siamo ambienti un po' chiusi e non ci apriamo magari a parlare che non ne sa di bocce. Quella è la prima cosa. Dopodiché, per quanto riguarda anche tutti i giovani, insomma, bisognerebbe intervenire in maniera massiccia per quanto riguarda scuole bocce, andare sia nelle scuole che come corsi. Secondo me anche da parte della federazione, secondo me sarebbe utile imporre non un obbligo, però comunque un aiuto a chi ad esempio fa campionati di alto livello ad avere un settore giovanile, che poi non deve essere il settore giovanile che ti vince i campionati italiani, basta una scuola bocce che comunque ti porta dei risultati, ti porta dei pick dei giovani in bocciofila, quello sicuramente. Certo. Ti ringrazio Jacopo per la tua opinione. Rilancio la parola a Giorgio Macellari, che non so se ha altre cose da chiederti. Sì, 2 o 3 cose velocissime. La prima è questa: potreste chiedere diciamo ai responsabili di San Marino innanzitutto di fare un paio di corsie là in alto vicino alla rocca, un paio di corsie all'aperto, in modo da attirare più persone con le vostre esibizioni. E questa è una prima cosa. Cosa ne dici? Sarebbe veramente fantastico, le corsie all'aperto sono un altro di quei temi che Giorgio te citi spesso e io sinceramente sono d'accordo con te, perché ci chiudiamo spesso nei moni dove è normale che ovviamente la gente da fuori, il pubblico, insomma, che non conosce le bocce, non venga a visionare il nostro sport. Però con i campi all'aperto il passante, il turista oppure un appassionato sporadico potrebbe tranquillamente fermarsi lì e dire però vedi che bello, vedi che hanno tutte le loro magliette, allora è uno sport anche le bocce, potrebbe iniziare a pensare. Sì, è esattamente così, è un ritorno all'antico, un ritorno all'aperto. Senti, un'ultima domanda. Naturalmente ti devi dimenticare del tuo gemello Enrico. È una domanda che faccio ogni tanto, faccio abbastanza spesso. Allora, se tu domani ti dovessi iscrivere a una gara importantissima a coppie, dimenticandoti appunto ovviamente anche di Cesini, è chiaro, sia di Cesini che di Enrico, una gara a coppie, ti puoi scegliere sia un tiratore se vuoi fare un puntista, sia un puntista se tu vuoi fare il tiratore di coppia. Quali sono i 2 giocatori che scegli liberamente? È un gioco, Sì.
Domanda difficilissima, però allora come tiratore dispiace per tutti quelli che sono sulla cresta dell'onda attualmente, però scelgo sempre Benedetti, perché proprio da Benedetti io fin da quando ero piccolino sono rimasto ammaliato dal braccio che ha. Lui fa di tutto con le bolle, c'è veramente un giocoliere e riesce a fare cose che noi facciamo fatica anche a pensare. Come puntista, domanda molto difficile, direi che attualmente Formicone senza nessun dubbio, però diciamo che sì, Formicone, via. Va bene, allora adesso parleremo con le ambasciate e faremo così. Faremo tesserare a San Marino Benedetti, Formicone e vi presenterete a Terna e non perderete credo da nessuno. Grazie Jacopo, è stato molto simpatico. Grazie a tutti, grazie ai vostri telespettatori, grazie da Veglia. Grazie a te Jacopo di essere stato qui in nostra compagnia, è stato davvero un piacere e complimenti ancora per la tua carriera. Ringrazio Giorgio Macellari, puntualissimo come sempre qui tutti i giovedì, e che dire, ci vediamo alla prossima Giorgio. Sì Alex, è stato un piacere anche questa sera per me, anche perché devo confessare insomma che Jacopo mi è sempre stato molto simpatico, forse perché l'ho conosciuto da giovane, quindi mi piacevano lui e Enrico, proprio mi suscitavano simpatia, quindi un piacere, ma come d'altronde tutte le sere qui con Avelia. E poi ringrazio come sempre il nostro main sponsor 991 della Perfetta, Federica e Raffaele, grazie insomma per sostenere insieme con noi questo bellissimo speciale Boccia a Punto, e un ringraziamento grande va anche a voi pubblico che ci seguite numeroso. Vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube Avelia HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. L'appuntamento va al prossimo giovedì con un altro speciale Boccia a Punto, e che dire, buona serata a tutti e buone bocce, ciao! Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.